Dalla bibliografia della Maratona di Lettura Il Veneto Legge 2020, per la sezione oltre i 18 anni, curata dalle biblioteche di Spinea e di Valeggio sul Mincio, ho scelto questo libro. Io cammino da sola, di Alessandra Beltrame, edito da Ediciclo, una casa editrice che si è specializzata in viaggi di un certo tipo. Io cammino da sola è un diario preciso, efficace, il diario di un viaggio interiore che l'autrice fa per trovare il rapporto tra lei e la sua solitudine. È un libro che risuonerà nella mente di tanti solitari, ma che darà tantissime occasioni di riflessione anche a chi solitario non è. Dalla quarta di copertina vi leggo queste righe. Un giorno mi sono detta, devi affrontare la solitudine, guardarla in faccia, marciare, inciampare e sacramentare con lei, sviscerarla, sventrarla, affondarci le mani. Quel giorno ho chiuso la porta di casa e ho cominciato a camminare da sola. Buone passeggiate, buoni viaggi, buon cammino e buona lettura da Oreste Sabadin.